Mandi a tutti e benvenuti dentro Ostaria TV, novin Mauro Tonino per 2 puntate, su mandati in ferie, sin chiscas, però all'arrive e davanti telecamere Omar Costantini. Eccoci qua, gentili telespettatori. Dunque, come che la dite Mauro Missana, non è Mauro Tonino, che stavolta non so più da telecamere, come che vorresti di sta in qualità di regista, sì, come disegno produttore esecutivo del programma, nonché direttore di Canal Furlan, insomma, che hai titolo e van so, ma alla fine stipendio le si picchele, perché la realtà dei fatti, ma sta di fatto che chi si programma sta avendo veramente un grande riscontro con questi telespettatori che si stanno chiamando sia attraverso la nostra rete televisiva, ricordi molto sempre Cutuardis, dal digitale terrestre in Friuli, Venezia Giulia e tal Veneto, e anche attraverso YouTube e la nostra pagina Facebook, che veramente sta avendo riscontri che nemmeno io, onestamente Mauro, dire la verità, non pensavo. Se ne va, pensa alla 12ª puntata. Beh, non insomma, 12ª puntate, Feverin di Cantautori, e tra l'altro us annunci che voi varin un giovane che si chiama Warren Montenereone, che si sta facendo conosci attore in grazia anche di una serie di collaborazioni un po' che da Pardudi e in Fricui una con Lino Straudino, Chiarniel, ma varin un giovane Chiarniel che si chiama Terenzio, che tra l'altro al resterà anche per prossime puntate, varin l'occasione di tornare a Odino, voi lo conoscerin di Donge e allora Sarin fa anche un gem con Warren Monteleone a Ponte dentro che si programma al partis con Warren Monteleone. E come si dice in questi casi, gentili signore e signori, allacciate le cinture, si parte, let's go. In questi musicisti e che cominciano a suonare, non sai pazzare, non ti fanno esplodere e sono più veloci dai treni e sono più veloci dai treni ma lui l'avevi anche per un quarto d'ora. Allora, Mauro, scusa, non ha presentato tanti ospiti. Allora, Davide Lorigliola, che tra l'altro si occupa di turismo e è una persona che è sempre anche c'è che è un pevarin, specialmente sui social network, ma lui al provo che si occupa di percorsi di Trois Turistics in tutte le nostre regioni. Ma gli sterezzati sono metrois. Trois. Lo sai che tu sei di San Giovanni, no, di Dolegnago, quindi pronunciai così. Federico Scridel, attore per Teatro Sosta Urbana,
Terenzo cantautor Caltona Racchiatanus, mandi Terenzo. Mandi. Ecco che sto preparando al mi ha detto. Ecco, allora ci dice Fevelin col Ciarniel. Dai, da che chiacchierare col Ciarniel, allora, innanzitutto sapete che tu stai preparando al di particolare, ma lo sentiremo dopo ta seconde puntate più in davanti. Ma intanto cominciamo a conoscerti e dunque a scherzare un po' se che tu sei. Boh, io sei Claudio Banelli, a Vendatrelli. Blazer poi. Alle un tal comune, sei dal comune. Paularmo. Paularmo. Si sta volando, E comunque così, insomma, io hai attaccato l'armonica boccia, cioè mi sono svizzato una musica 16 anni con Straulino. Di fatto che la cantinetta del borgo, che poi sta qui, sta il primo poes da che suona. Da che tu hai debuttato? Sì, da che debuttare con Lino Straulino, insomma. Poi attacca suona l'armonica, suonavi blues, e dopo da un anno che sta banda, da un anno e mezzo, insomma, scalea, attacca anche a suonare la chitarra e a fare roba da cantautore, anche roba un po' più strana. Insomma, tu sei sempre universale. Ma ti raccontate che lui ha di una famiglia di artisti, somari e fa si scarpezzi. I famosi scarpezzi di Paolaro. Di Trelli. Diga Cesar se che le di Cesar. Trelli, se che le di Trelli esisteva anche Radio Trelli una volta, pensi tu, e dopo anche se tu su noi è stilista di moda. Sì, che è stata da poco a Roma, ha vinto anche un premio che si chiama Mi sta giovane talento a Roma, e insomma sì. Insomma, la roba importante è di sottolineare, come dice sempre spesso di Mauro, che questi programmi sono proprio per far conoscere la realtà furlane a 360 gradi. E che io dico furlane non intendi come Friuli, ma intendi anche Trieste, la Chiarnia, la Val Canale, insomma, tutto che lei la nostra. Allora io spiego chi sta in questi telespettatori, perché noi siamo un locale di cui il proprietario le interessa, dunque siamo internazionali. Sì, ecco, ognuno ha le sue sfighe. Ecco, Davide Lorigliola, tra l'altro, è una persona che ha un grun critic verso queste citate, verso Udin, e anche diciamo che può dare Udin, cioè tu sei proprio te che è il fustigatore, ecco, tu sei riconosciuto come chiste, diciamo mai, Davide. Beh, questo è il personaggio che interpreto un po' su Facebook, però ci sono anche c'è della realtà dietro, nel senso che io sono arrivato qui 2 anni fa, poco più di 2 anni fa, dalla Tisana, infatti mi esprimo in italiano perché la Tisana capiamo ma non parliamo il friulano, e ho trovato... Siete della Bassa, per la precisione, sì, no, Bassa Furlana. Siamo un pasciazzo. E quindi cosa ho trovato? Ho trovato la Tisana soltanto moltiplicata per 10 volte, nel senso che a Tisana ci sono 10.000 abitanti, qui ce ne sono 100.000. Però in sostanza mi aspettavo qualcosa di più, era naturale, arrivando nel capoluogo del Friuli, storico, così. Perché la Tisana 10 volte? La Tisana è una piacevolissima città, però dopo un po' annoia da sui limiti. Senti, posso fare il giornalista di provincia a cui allora, per fare il giornalista di provincia a cui il guaierismo non si dice, nel senso di domandate, tutto sei arrivato a Udine di 2 anni, fin che modulo eri tu? Ecco, non ero solo la Tisana, perché poi io ho studiato Padova. Se magari uno che ci chiama dice che non sei sbarcato da Lune, chissà di questo pianeta che l'è venuto sulla Terra, non sai. No, però ho studiato, ha fatto l'università a Padova, ha fatto il master a Piacenza e poi sono tornato in Friuli a lavorare, ho aperto l'attività, la cosa di cui mi occupo anche oggi oltre ad essere giornalista di valorizzazione dei beni culturali. Ma sono te giornalista, Mauro, in Friuli? Oggi di questo. E tu c'è la tessera. E quindi ho potuto anche fare il confronto con altre città che hanno una dimensione simile a Udine, come Piacenza appunto, che ha 100.000 abitanti, a Milano vicino non se ne avvantaggia granché, come Udine non si avvantaggia granché, mi sembra, se questo può essere uno spunto di riflessione della famosa vicinanza, diciamo quello che è l'ex confine, della centralità di un'Europa centrale che peraltro sembra già poco centrale di per sé. Che non ferma tutte le stazioni, diciamo. Sì, a proposito di stazioni, sappiamo che il collegamento, insomma, i collegamenti non sono eccezionali. Senti, ma l'esperienza tua che arrivi dall'estero, diciamo di Furno, di Forest, che però è nasciuto in Friuli e l'è andata a lavorare di Catesband e sei tornato in Friuli, quali è, secondo te, una ricetta particolare che serve per sburtare e per sclaudare, usando in questo termine, il Furlanda ottusità? Ecco, prima della grande crisi che ha colpito tutti i settori dal 2008 in poi, quindi ha colpito anche la pubblica amministrazione, ed è la pubblica amministrazione e con i fondi europei, gli ultimi della precedente gestione, che arrivavano i finanziamenti per i progetti di sviluppo. Devo dire che realtà con cui collaboravo, Centro Studi per il Turismo di Assisi, a Fondazione Fiscalado di Torino, eccetera,
e dicevano che avevano molto interesse verso il Friuli e utilizzavano me e i miei collaboratori un po' come testa di ponte, perché c'era molto interesse verso questa regione che era vergine a processi di sviluppo turistico, che non fossero quelli di Lignano e della montagna, e però aveva grandi potenzialità, risorse ce le ha ancora tuttora, perché non è scoppiata la bomba atomica in Friuli. Il problema è che poi queste promesse, un po' per la crisi generale che c'è stata e un po' anche in effetti perché i territori del Friuli, i fondi pubblici non ci hanno creduto. No, ma per la passione Tonino o passione Vigli che ci sto chialando, che magari è un po' più complicata a spiegare i termini technics, come che dicono i technics, perché non funziona in Chiemoal, insomma, perché non si sclauden. Nell'ambito del turismo di territorio, quello che io ho visto che non ha funzionato in termini molto semplici è stato che quando sono finiti i soldi pubblici, l'imprenditore ha smesso di fare imprenditori. Non mangia più e là non ben fu. Sì, quelli che dovevano essere imprenditori non hanno smesso di fare imprenditori, quindi allora noi non colpa da Bassa Italia, potete che anche noi siamo compagni. No, è che noi forse il Friuli è abituato a fare altri mestieri, forse non è abituato a fare quello di accogliere le persone, non è magari così orgoglioso, oppure lo è in casa sua ma non riesce a esprimerlo al di fuori del suo territorio, e forse è mancato questo quando sono venuti meno i fondi pubblici che li sostenevano. Di fatto interi territori che avevano fatto molto hanno smesso di fare, e evidentemente se c'era un motivo economico per fare, perché l'interesse dei turisti c'era, vuol dire che è mancato qualcos'altro, spirito imprenditoriale nel turismo. Ti sei accorto che in 3 minuti hai smantellato un mito? Beh, ma ti viene chiamato perché? Lo viene chiamato proprio perché bisogna entrare anche in una fase critica. Ecco, io volevi fare prendilate polse che Warren Monteleone sta preparando, sta pensando, sta partendo fuori a Federico Scridel. Ecco, Federico è un personaggio, un gruppo particolare, ma è possibile fare in Friuli un posto in dove che noi abbiamo una parole per felicità e in dove che non si arriva proprio a ridi, ecco, così in maniera escleta. Ecco, tu sei un esperto invece. Sì, al poter essere possibile, bisogna entrare in sintonia con quelli che sono i Furlans. E no? Qual è Isa che stai sintonia? Lei ha cercato di dire il signor che mi ha Davide Davide che per fortuna non ha la fionda in mano, e parce che tempo fa io ho fatto un lavoro di un libro che si chiamava Sampieri il signore Atris Liendis dal Bonacet, è una schirie di storie che cercare di Bonacet dal Friuli, che sono stories, liendis, flabbis, robe così, e Alessandra Kersevan che lo aveva curato diceva perché non è vero che allora in Friuli noi non è l'accoglienza, non è il Bonacetto, di qua e di là, e io dicevo secondo me tutti questi liendis che sono nasciuti proprio perché chi non vede l'istinto di arrivare a un forest, chi dai c'è tu non è mai veduto che robe che dice al di sotto de settime birre o dal ecco sì, i professionisti di solito dal professionismo, però come si dice se c'è a c'era robe differenti, come al solito una volta entras si è sentas, una volta che tu entri te chiese di un Furlan, tu puoi essere sentati in tavola e mangiare con lui, e di conseguenza tu puoi anche arrivare a farlo ridi. C'è che stai disinta è interessante perché Davide ha individuato delle problematiche. Federico Scridel che dopo non so anche di teatro sosta urbana, che è una manifestazione che l'era indenante anche per un BLPS che a Udin ha individuato un'altra roba, c'è delle serie che magari dopo Davide potrà metterlo in vore, sì, e il Furlan all'imprim non arriva a far vignilein, però anche ben non va via poi. Warren Monteleone. Warren, cosa ci suoni? Ma allora, se anche il nostro amico qua Terenzio ha voglia di cantare, io una sui Tom Chicago la suonerei più che volentieri. Un buon classico del blues. Esatto. Cantare anche noi. Tutti quelli che vogliono cantare. Come on! Baby, don't you wanna go? I said, come on, baby, don't you wanna go? Back to the sun.
same old place, my sweet home, Chicago. What I want is two, four. Come on, pretty little baby, don't you hurt me no more. Hey, baby, don't you wanna go back to the same old place, my sweet home, Chicago. It's for, come on, pretty little baby, don't you mess with me. Baby, don't you wanna go back to the same old place, my sweet home, Chicago. L'inglese di Trelia, bello in inglese. Very white, very nice. Esatto, insomma. Allora, torniamo a Federico Scridel, perché ieri pure una manifestazione in queste settimane dedicate al teatro, che però alle a Udine ma ci fa, se va a fare il giro, insomma, per i Borgs di Udine. Per i Borgs di Udine, esatto. Era quello il principio che noi abbiamo voluto, quando abbiamo pensato di domandare al comune se non si dava in queste iniziative. Perché che sono dai borghi, si preferiscono lontano, hanno di laviarsi il centro. Facendo che il teatro va verso le periferie, se loro poi inquietare il loro centro, perché che sta la manifestazione, scusate, si chiama doppio centro. Un veratore. Gli ha spensati la frizione, ma lui è arrivato a inserire la marchia. Sì, allora ha fatto Tirelli, ma non si sta contando. È fraccato la frizione. Facevi tu doppelette? Sei in culo? Sì, le doppelette. Come chiasados. Allora, il doppio centro è il nostro principio, perché il doppio centro è un centro che è, magari sei chi in centro Udine, però magari poi sei anche a cucinare, che abbiamo fatto, per esempio, l'ultimo spettacolo con una me dai Furlans, poi Furlans, Cale Michele Polo e anche Leo Virgili. Avevo fatto un spettacolo che chiacchiere di Pantianis. Beh, un Grumlegri, Ma erano quattro ghiazza, vi odio. Sì, di fare le spantiane sono sparite. No, se mai di sei a Pantianis, era pieno di Pantianis. Mai veduti tanti Pantianis tutti insieme. E lei che contiene stories, un spettacolo che si chiama La Schiatte Pantiane. Prossimamente sono anche spettacoli in via San Stiefin, in Sala Sguerzi, lei che sarà un spettacolo di che si chiama Parole Sassi con Valentina Rivelli, che chiacchiera dal mito di Antigone, due spettacoli, un dopo mezz'è e un ASR, e dopo sarà un spettacolo con Serena Di Blasio e Riccardo Maranzana con la regia di Andrea Collavino, che si chiama Ossa, anche che dopo mezz'è e la sera, e altri spettacoli fino anche in osteries, in bar, in placis, dove ha fatto un spettacolo dal Bocciodromo, quindi Lides Baris, siamo di Baris. Ecco, insomma, che tutti i visti c'hanno un po' che c'è di Toma. Sì, allora ti accarendi Udine un po', no? Allora vedo che tutto si è arrivato di 2 anni, no? Dal capoluoghi, insomma, dal Curpulsan, dal Friuli, avevo domandati. Come vai a questa amministrazione? Ben, mal, positivo, negativo, 7 più, 4 meno, 5,2? Intanto io mi trovo in una situazione assurda di non votare a Udine perché abito a Pasian di Prato, e già questo, chi viene da fuori è assurdo perché... Sei fermo a un passaggio a livello? Insomma. No, ma no, perché Pasian di Prato, il fatto che Pasian di Prato sia comune, essendo a casa mia a 1 chilometro linea d'aria da Udine, senza soluzione di continuità, è già un'assurdità. Senti, fai meno il democristiano, cerchiamo di capire cosa non funziona. Per fortuna che adesso la regione, mi esprimo, per fortuna adesso che la regione sta costringendo i comuni ad accorparsi, quindi questo già mi sono espresso.
L'amministrazione di Udine è espressione della città, purtroppo dico io, nel senso che o della maggioranza. Forse la città non ha trovato alternative a questa amministrazione. Il problema è che questa amministrazione c'è, e soprattutto in questa seconda amministrazione c'è il sindaco e basta, come hanno detto anche persone più autorevoli di me sul Messaggero Veneto, il dibattito suscitato dall'amico Paolo Medeossi in queste settimane, perché poi gli assessori fanno loro, cercano di fare bene loro, però insomma c'è un sindaco che poi ha delle idee che tecnicamente sono perfette, il problema è che manca il cuore, manca la vicinanza a quella che è la realtà quotidiana. Ma secondo te, adesso te la faccio in italiano anche per cercare di esprimermi meglio, perché io col friulano ho poca dimestichezza a livello televisivo, è facile fare il sindaco di Udine quando alle spalle hai un'opposizione di cartone? Ma è veramente, non voglio essere cattivo, facendo il cronista politico posso solo dire che quello che ho percepito e che, come ripeto, se per 2 volte comunque gli cittadini udinesi hanno scelto, anche in controtendenza, tutte e 2 le volte mi sembra il dato nazionale o regionale, di premiare Onsel, evidentemente non c'era neanche un'alternativa, e l'opposizione attuale forse non la rappresenta neanche. Ma ripeto, come si diceva prima e come dico quando si parla spesso di Udine in realtà ha delle eccellenze straordinarie che io conoscevo già quando non abitavo, come il Faris, come il teatro CSS, come anche Anatema Teatro, che come Federico adesso che mi ha parlato di queste cose fa degli spettacoli mettendo in scena parti della città. Non stare di Sodamo Stacchi, sono De Barbe, lui e la stessa filologica friulana nella bailamme delle cose che si fanno sul friulano è un'autorità indiscussa a livello nazionale. Ma queste eccellenze sono un po' da sole, e questo è il problema. Quindi un'amministrazione che si chiami Onsel o che si chiami Ioan, queste eccellenze dovrebbe supportarle, e io non vedo questo supporto. Senti, ma la causa è solo perché si chiudono alle 4 i musei, oppure? Beh, ecco, per esempio vengono molti ospiti da me anche da fuori del Friuli, e il sabato pomeriggio mi pare, sicuramente d'inverno, non mi ricordo, forse primavera un po' più tardi, voi pensate, si sale ai musei del castello, dove sono assolutamente anche stati riallestiti in maniera egregia, il museo del Risorgimento, quello dell'archeologia che ha delle ceramiche attiche, io poi ho studiato greco-latino, figuriamoci, ma alle 4 e mezza c'è l'ultimo ingresso di sabato pomeriggio, e Casa Cavazzini la domenica uguale. È impossibile. E allora io ti faccio adesso un'altra domanda: lo stadio Friuli, quando sarà concepito in maniera moderna, sarà come possiamo dire, un volano di ripresa per il turismo generale di Udine città? È interessante il tema, no? Di cosa può fare lo sport per il turismo in questo momento, per quello che è la situazione del calcio italiano e del tasso di occupazione degli stadi. A meno che non si riesca a trovare una formula che è stato cercato di portare quella formula che è la Juventus Stadium. È difficile, però l'Udinese ha la capacità della società Juventus e ha un bacino tale da poter realizzare il progetto nello stesso modo, visto che ci sono già attività che ormai sono nate e consolidate, come il Città Fiera, come altri centri commerciali, come centri benessere, come ristoranti che dovrebbero tutti trovare posto nella pancia dello stadio. Quindi siamo arrivati tardi, il bacino non è sufficiente, non lo so, io spero che lo sia, perché l'idea è ottima e direi che è anche sensata, perché sapete, avevo anche l'abbonamento all'Udinese quando arrivò terza con Birov. Vedersi le partite in una città come Udine, dove piove sempre e fa freddo, in uno stadio che per lo più insomma è tutto all'aperto, era un po' assurdo, quindi mi pare logica la situazione imboccata, e anche l'idea di costruirsi dei servizi attorno. Speriamo che non sia troppo tardi, speriamo che ci sia un bacino tale da supportarlo. Mauro? Ecco, io una roba anche importante, il discorso stadio, l'importanza, che dice giustamente Davide Lorigliola, che è anche un esperto di turismo, però bisogna considerare che tra i paesi del nord, che c'è stadio, in Inghilterra la Calpluf poi di Udine, e sono una realtà. Ecco, io farei su una domanda a Terenzo, che è un giovane Chiarniel di Trelli. Guarda, spesso stato cuviato, sì, vedo sport, questo è il centro benessere a Trelli, il Palatrelli. No. Ma dice sport più pratica. Ma il ballon. Ma il ballon inteso come Zua o un'altra roba? No, ballon di Giuano, insomma, a me non mi piace troppo il ballon, di essere sincero, quindi più di tanto non è mai un problema su queste robe, no? Sì, ma in realtà come la vostra, no? Da che uno si chiacchiera tanta montagna, come che tu dici, di Dolavento, di Paular, che zone Leon dire setta montagna.
invece la realtà ti dice che lei veramente insomma la voglia di fare, la voglia di crescere, la voglia di svilupparsi, no? Per esempio a Tumiec hanno un'associazione, un gruppo di giovani che si chiama Econoise, che è un gruppo di volontari e che hanno lavorato tanto. Per esempio io ho partecipato, hanno fatto mi sembra già 3 edizioni, hanno voluto sbagliare, o 3 o 4 edizioni dal Tiarnia Live, che è proprio un modo per dare voce ai giovani Tiarniei e anche acclamanti da di fuori per suonare, no? Tipo una specie di festival che dura un par di dies, da che non si pongono attenzione per musica ma anche su l'arte. Magari qualche non si lamenta per musica ma non c'è tanto perché no, sono qui Sentiani. Un'altra roba ecco che fasi a Tumiei ci sono tante manifestazioni anche di altri tipi di arte, ecco, e sono poi vivaros dice che al Samea, ecco, forse Caiù non sa vintante dice che succede chiaro. Per esempio io cioè a Side di Edge che comunque a dare in tanto spazio all'arte, no? Ande un po' da che ogni anno portano su buoni squadri, insomma, non robutas, no? E quindi sì, è anche questa voglia dell'arte, questa voglia di tradizione, no? Anche i misteri, che proprio sono una grande manifestazione. Sai che in agosto in particolare noi facesse tante robe, tutte l'anno anche facesse tante manifestazioni, cioè hanno un modo come un altro, ecco le chiarne si muove. Ci viene di fare di salutarci di ma in 2 minuti, insomma, alla fine del nostro appuntamento sono stato un po' orso, non ho presentato il brano, sono partito filato e mi vergogno, ed era un brano che ho scritto da poco. Vedi cosa succede a essere orsi? No, il tocco cosa succede? No, il tocco alla scritta si chiama Sweet Home Chicago, non lo ha bisogna spiegare. No, bisogna spiegare che sono chiari, soprattutto alla signora Maria e al signor Pieri che diceva ma Chicago. Ma qui sono signora Maria è una città dagli Stati Uniti d'America, da calare Al Capone. No, comunque era un brano che ho scritto da poco, ho avuto proprio anche modo di presentarlo grazie a Nino Straulino e niente, non ho ancora un nome ma spero vi sia piaciuto. E come ci hanno fatto? Per salutare, perché salutini insomma. Adesso l'ora di Terenzio, insomma, dopo suoniamo sicuramente un brano ancora insieme. Ecco, dici noi. Perché suona la campana. Ecco, allora Vin ringrazia Davide Lorigliola, esperto di turismo, critico Nassun, ma io colpe so. Federico Scridel, attore e teatrale nodome di strada. Omar Costantini, regista e parole di trasmissione, tanti spettin che si preparano in questi due cantautori. Possibilmente per domani mattina per venire a Sì, ecco sì. Allora, ho ben diviso per fare dal spettacolo, sapete di suonare la musica e suonare la musica. Ovviamente, ma ho tutti i muovi con che chitarre, sì o no? Da ora non è Cerniel, alle Terenzio. Mandi a Duccia, ciao, alla prossima. Si vede la prossima volta. Terenzio e Warren. Ciao. Oh yeah. Tell me me nina. Tell me me che ti do di mangia ben. Tell me nina. Tell me che ti do di mangia ben. Mangia ben. Tell me nina, che ci doi di mangia ben.
bibi dum bam bam bom bom. Furone.